Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Mister, inizio io, insomma dai, 3 partite 7 punti, diciamo che è un'inversione di rotta, si può parlare di inversione di rotta? Ma questo lo vedremo tra un paio di settimane, siamo solo 2 settimane che sono qui a lavorare con la squadra, il gruppo c'è, sta lavorando molto bene, quindi ha capito probabilmente un po' dove era un attimo carente, soprattutto magari a livello mentale, credo, fossero arrivati un po' che forse non ci credevano più, hanno invertito la rotta e stiamo ottenendo dei risultati. Pensiamo partita dopo partita a quello che possiamo fare. Adesso domenica abbiamo un'altra partita, pensiamo solo a quella e cerchiamo di fare il massimo come abbiamo fatto oggi. Ecco, oggi che cosa le è piaciuto particolarmente della sua squadra, al di là dei punti, al di là della vittoria? Ma quello che ho visto nelle altre 2 partite, la voglia di mettersi in discussione prima loro come squadra, l'atteggiamento, essere propositivi, a non mollare mai fino all'ultimo secondo, e quindi questa è la cosa che mi piace di più. Devono continuare a portarla avanti perché io credo in queste cose e lo stanno dimostrando i risultati in questo momento. Molto che bada al sodo, che capisce anche quando è il momento di lottare, quando è il momento di... Sì, diciamo che noi durante la settimana ci poniamo l'obiettivo dei 3 punti alla domenica. Dobbiamo partire da questi presupposti, dobbiamo essere concreti, giocare semplice, non mollare mai come l'ho già detto, e vedo che adesso i ragazzi cominciano a capirlo e quindi dobbiamo continuare così. Abbiamo visto anche un ottimo ritorno anche in fase difensiva, 0 gol presi nelle 3 partite, dopo che troppo spesso nella prima parte del campionato, soprattutto nella prima mezz'ora di gioco, il Mestre aveva preso reti. Diciamo che è un po' il nostro motto, no? Se non prendiamo gol, male che vada finisce 0-0 e quindi partiamo già con un punto, muoviamo la classifica. Stiamo lavorando adesso per migliorarci anche sotto rete, per cercare di concretizzare delle situazioni che abbiamo creato in queste 3 partite, però ripeto, la cosa più positiva è proprio l'atteggiamento dei ragazzi, che da dargli atto che in questo momento si stanno impegnando per portare avanti questo obiettivo. La strada è quella giusta, insomma. Sì, credo sia la strada giusta, credo sia l'unica strada che conosco, anche quella di essere una squadra molto pratica, una squadra che non vuole mollare mai, che ci tiene alla maglia, tutte quelle cose che si dicono di solito e loro le stanno portando avanti. Positivo anche vedere subito in campo uno dei 2 nuovi innesti in settimana. Adesso siamo una rosa di 20, abbiamo ancora qualche acciaccato che rientrerà speriamo questa settimana, chi dimostra che c'è, che ha capito qual è l'atteggiamento della squadra, qual è l'obiettivo della squadra, è giusto che giochi. Alberto Brigatti, ci sono certe partite, oggi una di queste, che al di là del gol di cui magari parleremo dopo, bisogna fermarti solo in un modo perché sembri infermabile, no? E il modo ce l'hai... Hai qualche postumo, ma insomma niente di grave dallo scontro? È tutto a posto, dai. Cerco sempre di fare il massimo sia in settimana che la domenica come tutti i ragazzi. Oggi è arrivata una vittoria importante che per la classifica era fondamentale e cerchiamo di continuare così su questa strada, con questa intensità. Abbiamo rischiato quasi niente oggi, penso non abbiano mai calciato in porta e dobbiamo solo andare avanti così, lavorare e giocare queste partite qua. La parte ha anche un bell'assist. No, lavoriamo tutti per darci una mano, per far gol al compagno e questo porta risultati a tutti, quindi siamo contenti. Senti, ricordando sempre il bel lavoro del mister precedente, cosa è cambiato anche forse nella testa di voi ragazzi? Siamo arrivati penso ad un punto dove più in basso di così era difficile andare, quindi ci siamo guardati negli occhi, ci siamo parlati. Dovevamo cambiare rotta in qualche modo e probabilmente abbiamo trovato il giusto approccio mentale per giocare le partite, allenarci e dobbiamo continuare insomma, a fare quello che stiamo facendo. Avete anche riacquistato quindi fiducia, ecco, che forse era anche quello che un po' mancava. Sì, sicuramente, perché comunque le prestazioni molto spesso ci sono state al di là dei risultati
i risultati danno morale, ci aiutano a lavorare meglio e quindi siamo contenti e continueremo a lavorare bene, insomma.